Presidente Innocente Nardi, è arrivato Presidente, ottima manifestazione, stanno tutto bene, vedo dalle persone, dall'affluenza, dalla luce che vedo negli occhi delle persone, stanno tutto bene. Ci fa piacere, qui il concorso è stato palpitante, devo dire, siamo molto, molto soddisfatti, finalisti di 4 regioni diverse e quindi ci ha dato con una volata, possiamo dire, veramente finale. E quindi adesso scopriremo tra i 2 finalisti chi ha vinto. Lascio la parola, mi emoziono, scusami, posso coinvolgere il Presidente, ai 2 Presidenti prima e a voi poi, io faccio il rullo di tamburi. Il rullo di tamburi? Sì. Io lascio volentieri il tema concorso da Antonello. Io vi ringrazio per la pazienza con cui avete seguito attentamente le prove. Vi ricordo anche, per chi avesse voglia, che le prove sono state registrate e pubblicate su delle dirette Facebook, per cui chi ha voglia di andarsene a rivedere in quel perfetto stile anche di trasparenza che Cristiano ci ha insegnato nel mondo dei concorsi, vi prego volentieri di andarvene a vedere, perché c'è tanto lavoro per arrivare in questa sede a tutti i livelli, tornare un po' a rimettere il naso, curiosare i modi attraverso i quali una prova si è svolta, secondo me è anche un segno bello di nuovo, per cui vi ringrazio se avrete anche questo piacere e voglia di andarvele a rivedere. Naturalmente ringrazio il Consorzio che per la seconda volta ci ha dato la possibilità di investirci appieno in questa avventura che sta allargandosi, che sta crescendo. Abbiamo visto una prova anche molto, molto agguerrita, un bel livello, quindi siamo particolarmente soddisfatti. Io mi fermo qui, vi taccio, quindi lascio la parola a chi ha in mano i numeri. Aggiungo anche un'altra cosa a quello che ha detto giustamente il vostro Presidente Marco Aldegheri, che lo scorso anno il Veneto aveva praticamente spopolato, trionfato a mani basse, in finale 2 concorrenti veneti, addirittura non veneti, ma proprio di questa delegazione, di questo territorio, e uno della Liguria. Quindi quest'anno dal punto di vista anche politico e istituzionale sono ancora più contento, perché Noi meno. sono ancora più contento perché, malgrado non ci sia nessun concorrente della mia regione, della Liguria, sono contento come Presidente nazionale perché ci sono 4 concorrenti di 4 regioni diverse. E vuol dire ancora di più per il Consorzio, credo che sia una grande soddisfazione, perché vuol dire che questo Prosecco, questo Valdobbiadene del Conegliano sta, diciamo, spopolando sempre di più anche nel cuore e nei palati dei nostri colleghi, quindi da tutta Italia desiderano concorrere a questo evento, a questa competizione, quindi il numero e la qualità sono oggettivamente sempre in crescita, quindi siamo alla seconda edizione, chissà cosa ci riserva al futuro. Allora, siccome i ragazzi sono lì tutti quanti in tensione, che desiderano anche sapere com'è andata, allora sappiamo che i 2 finalisti, quindi il terzo posto ex aequo, sappiamo già essere di appannaggio, facciamo venire qua, del concorrente che viene dall'Alto Adige, quindi André Senoner, quindi del concorrente toscano Cristo Quinn, si sono difesi alla grande, quindi loro abbiamo... Allora cosa gli diciamo? Grazie così. Grazie. Esatto, è buono non avere il premio l'anno dopo. Se volete potete approfittare dei banchi di degustazione per assaggiare, potete abbondantemente. Bene. Adesso facciamo invece salire, quindi su questo podio ideale, facciamo salire i candidati al primo e al secondo posto. Vi dico il premio ci sarà. Sì, il premio denaro previsto. C'è un premio anche venale, quindi non soltanto la soddisfazione di sollecitare abbondantemente l'ugola, ecco, quindi ci sarà anche un premio. Non lo fanno per denaro. Esattamente, non soltanto, ma quindi anche, diciamo, il corpo sarà poi gratificato. E i 2 concorrenti, quindi Cristian Maitani e Artur Vaso, anche loro, ecco, veramente, se nelle semifinali i punteggi erano proprio molto vicini, ecco, loro addirittura siamo sul fil rouge, proprio nel photo finish, ve la siete giocata. Quindi tutte e 2 vengono da esperienze di un certo profilo, di un certo livello. Ieri Arthur era seduto vicino a me al concorso del miglior sommelier della Lombardia, perché era seduto di fianco a me, perché lui è il campione uscente come miglior sommelier della Lombardia, quindi il campione uscente del 2017.
e mentre invece Cristian è recentissimo campione regionale del Veneto, quindi abbiamo due persone che la sanno lunga, quindi sono abituate a confrontarsi con i concorsi, si vedeva la dimestichezza con il palco, la dimestichezza con la giuria, quindi la scioltezza nella loro prova. Ahimè, uno dei due deve vincere e l'altro avrà comunque modo di rifarsi, perché una volta che va via il concorrente una volta che ci leviamo di torno uno, poi dopo il podio davanti lo vediamo sempre più rilassato. Allora, facciamo tutto, un bando alle ciance. Il miglior ambasciatore del Prosecco Valdobbiadene Conegliano, quindi il miglior sommelier del Valdobbiadene Conegliano, quest'anno è Cristian Maitani. Scusate l'emozione, sicuramente. Posso prendere un attimo fiato? No, forse serve la soluzione. No, ringrazio tutta la delegazione di Treviso, AIS Veneto, AIS Italia per questa organizzazione di questo evento, che sono sempre perfette, direi. So che portano a dispendi di energia e tempo, però vengono veramente realizzate con i minimi dettagli. È sempre un piacere e confrontarsi con colleghi e gente di questo tiraggio, perché devo fare complimenti anche ai miei colleghi. Quindi vi ringrazio tutti per essere qui quest'oggi. Grazie mille davvero. Allora a questo punto, visto che noi abbiamo, ho il privilegio io? Dai, il privilegio, caro Cristian, eccolo. Grazie mille. Abbiamo qui il Presidente Nardi, al quale lasciamo l'onere di chiudere o quantomeno di dare i saluti ai vincitori. Beh, innanzitutto mi congratulo con il vincitore e tutti quanti coloro i quali hanno partecipato a questo, diciamo, gioco, però un gioco serio, perché conoscere il proprio, in molti casi, il lavoro o perlomeno i prodotti che si vogliono presentare penso sia un aspetto importante. La conoscenza credo sia un valore per tutti in tutti i loro ambiti, e i sommelier rappresentano come dire, le autorevoli persone che raccontano un vino, un territorio, una comunità che lavora, perché Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore significa un territorio, 3.300 viticoltori, 180 aziende che producono, 5.500 persone addette, una serie importante di ristoratori, di albergatori e via dicendo. Credo che questo sia un aspetto importante sul quale il consorzio, il mondo della produzione del Conegliano Valdobbiadene vuole stringere un rapporto sempre più stretto con l'associazione Sommelier Italia, proprio per raccontare questa bellissima terra, questo bellissimo prodotto che è il Prosecco Superiore. Io ringrazio in modo particolare il Presidente provinciale, il Presidente regionale e ovviamente il Presidente nazionale Maietta per la disponibilità e la passione che insieme a tutti i colleghi dedicano al loro, chiamiamolo lavoro, perché molte volte è indubbiamente un lavoro. Quindi grazie e sicuramente un buon come dire, storytelling, che si usa, ma in modo particolare buon racconto del Conegliano Valdobbiadene. Fotografi, facciamo le foto diritto, presidenti, campioni e tutti quanti. Facciamo venire anche l'artefice. Anche l'artefice. Di tutto questo, la colpa di tutto. Quello il tutor, quello che li ha coccolati, quello che li Prego. Foto di gruppo, quello che li ha. Perfetto. Quello che li ha svezzati, quello che da Sangiovese.